Quote rosa rispettate nel Movimento 5 Stelle, 9 i candidati trevigiani al Consiglio regionale, 5 uomini e 4 donne, tutti scelti attraverso il voto online. Simone Scarabella, Daniela Bolzan, Daniele Vidotto, Paola Sciacca, Valente Chieregato, Maria Silvina Bicchian, Gilberto Ponte, Silvia Pollini e Marco Goinavi compongono la squadra che corre per Palazzo Ferrofini. Un'età media inferiore ai 40 anni, il più giovane ha 26 anni e lavora come operatore sanitario con anziani e disabili, ma c'è anche la traduttrice, il perito elettronico o l'operaio forestale. Tra i candidati c'è chi milita da anni nel movimento e chi invece ha appena iniziato la sua avventura politica. Sono persone, sono cittadini, sono io, siamo noi che dobbiamo entrare all'interno delle istituzioni con la nostra voglia di riportare i cittadini al centro. Basta con i professionisti della politica, adesso tocca a noi fare la nostra parte. Per tutti la volontà, una volta eletti, è quella di dar battaglia per cercare di risolvere i problemi che più pesano sul territorio. Qui da noi abbiamo il problema del dissesto idrogeologico nella zona del Trevigiano, importantissimo per tutta la zona, poi anche riguarda il problema dell'agricoltura, un'agricoltura che per noi deve essere vicina e specifica alla specificità del territorio, importantissima, e poi il lavoro, le piccole e medie imprese che noi stiamo tutelando.